Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Itinerari del Friuli Venezia Giulia. Anche oggi siamo pronti a farvi scoprire alcuni bellissimi luoghi, ma anche manifestazioni che vi permettono al tempo stesso di saperne di più della cultura e della storia anche culturale di questa regione e visitare anche i suoi luoghi più belli. Come sempre lo facciamo con gli ambassador di turismo FVG e oggi con noi abbiamo Lorenza Cesaratto. Allora, innanzitutto buongiorno, benvenuta Lorenza. Buongiorno. Buongiorno Lorenza, con te parliamo infatti proprio dei festival letterari del Friuli Venezia Giulia, anche quelli insomma nati per ultimi e anche quelli insomma più piccolini, però sempre affascinanti. Allora raccontaci un po' anche di questi appuntamenti che ci rendono possibile approfondire alcuni temi culturali, avere il piacere ovviamente anche della lettura e poi coniugarli con le bellezze della regione. Sì, infatti negli ultimi anni ai festival letterari più noti del Friuli Venezia Giulia si sono affiancate tutta una serie di festival che possiamo dire minori, ma perché sono anche gli ultimi nati, perché in realtà in pochi anni sono riusciti ad ottenere già una buona visibilità. E in questo periodo poi abbiamo in partenza proprio due festival, fra cui Racconti Industriali a Tor Viscosa, e a Trieste invece il Trieste Book Fest crea una novità che è quella di affiancare alla sua solita programmazione di festival letterario tipico, insomma, presentazione libri eccetera eccetera, una serie di 5 incontri collegati alla mostra di Frida Kahlo, che in questo periodo, che da marzo a luglio ci sarà proprio a Trieste. Caratteristica di questi festival è quella di parlare, di avere un tema di fondo, e nel caso di Racconti Industriali è un tema che rimane per tutte le edizioni, che è quello appunto di indagare le diverse forme della narrazione delle realtà industriali italiane. Nel caso invece di Trieste Book Fest il tema cambia di anno in anno, e quest'anno ha parlato del viaggio e in questi proprio 5 incontri ci sarà un focus su Frida in viaggio. È stato chiamato Frida in viaggio con Trieste Book Fest. Racconti Industriali, come stavamo dicendo, avverrà proprio questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, e avrà la caratteristica di parlare della narrazione dell'industria, praticamente del mondo della narrativa industriale, ma facendolo non solo dal punto di vista letterario proprio, ma assieme a cinema e a una sorta di storytelling, cioè ci saranno delle visite guidate con anche degli attori che impersonificheranno delle storie legate alla vita appunto di Tor Viscosa e della fabbrica della SNIA Viscosa. E in più ci saranno anche dei film, fra cui possiamo citare, penso abbastanza conosciuto, uno dei capisaldi della chiamiamola fantascienza distopica, anche se in realtà non è proprio così distopica, e che è Metropolis, che verrà proiettato proprio venerdì sera in una versione, nella sua versione rimasterizzata, nell'ultima versione rimasterizzata, con una parte tra l'altro inedita, sì, che è stata presentata poche volte, con una mezz'ora che allunga il film ancora di mezz'ora. Poi, come ho detto, ci saranno altri 2 film, di cui uno di Ken Loach questo domenica, e sabato invece sarà la volta di un film documentario che parla del referendum, che è stato per la prima volta si è fatto un referendum in fabbrica nel 2011, se non ricordo male, per volontà di Marchionne alla Fiat, in cui è stato chiesto ai lavoratori di scegliere cosa fare della propria vita.
cioè della propria vita lavorativa, fare delle scelte, far chiudere la fabbrica o portare avanti invece un discorso con dei cambiamenti di rapporti lavorativi. Sì, dimmi. Sì, no, dicevo che nel frattempo che tu insomma ci stai raccontando queste cose, per chi ci segue alla radio, noi possiamo anche vedere alcuni filmati sulla nostra diretta Facebook, ma anche sul canale YouTube, la nostra web TV, di quello che ci stai raccontando, alcuni contenuti proprio di questi appuntamenti che poi insomma si ritrovano online. Sì, infatti vedo appunto immagini di Metropolis di cui stavamo parlando, che verrà appunto proiettato durante questa rassegna. La caratteristica di tutte queste rassegne appunto è questa di collegare vari tipi di arte, cioè di collegare la letteratura anche a altre tipologie di arte che sono appunto il cinema, la musica, il teatro, in modo da fare quasi una forma di spettacolo quasi all'interno di questi festival. Per quanto riguarda, tornando invece al discorso di Trieste Book Fest, dicevamo per la prima volta a Trieste verrà... Sì, dimmi. Sì, continua. Verrà presentato verrà analizzata Frida Kahlo, oltre che per chi vorrà ovviamente vedere la mostra, avrà la possibilità di vedere anche un nuovo modo di vedere Frida Kahlo, che è appunto quello attraverso la fotografia, attraverso la pittura ovviamente, e cercando anche di contestualizzarla all'interno del territorio. Infatti verranno analizzati anche dei rapporti che in qualche maniera possono essere trovati di Frida Kahlo col nostro territorio, per cercare anche di dare una visione un po' diversa della pittrice, ma di quel mito in fondo che noi abbiamo ormai di Frida Kahlo, perché fondamentalmente molti di noi conoscono quasi una visione iconica della pittrice. E poi invece per Trieste Book Fest so che ci sarà anche un evento insomma per la fine dell'estate, che vedrà anche la rassegna Palchi nei parchi sbarcare anche a Trieste. Certo, infatti è un'altra caratteristica che abbiamo visto avere anche un buon successo, è quella di collegare i vari festival, e infatti in questo periodo proprio Trieste Book Fest si è cercato di collegare praticamente a tutti questi, a tutte le altre rassegne, facendo degli eventi in collaborazione con Monfalcone Geografie, e infatti che hanno permesso in questa maniera al Trieste Book Fest di farsi conoscere a Monfalcone, cioè uscire dal proprio territorio, e nella stessa maniera a Monfalcone di farsi conoscere un po' di più a Trieste. Queste collaborazioni stanno avendo abbastanza successo e stanno continuando, per cui adesso è già preparato di fatto un evento che andrà a fine estate, come hai detto giustamente tu, nella rassegna Palchi nei Palchi, e in questo caso avremo per la prima volta quella rassegna Palchi nei Palchi sbarcherà nel territorio triestino, e per l'esattezza sul Carso, dove ci sarà questo nuovo connubio tra letteratura e natura, in questo caso nuovo per il Trieste Book Fest, non tanto per Palchi nei Palchi, perché per loro è abbastanza, cioè per loro è il focus della loro rassegna. Per noi evidentemente è per Trieste Book Fest evidentemente è una novità. E di questo posso dire poco perché non è stato ancora presentato il programma, per cui insomma certo, ne parleremo, non si può ancora dire niente, ecco. Mano Però mano sarà una cosa penso molto interessante, sicuramente, perché sì. Benissimo, allora Lorenza, noi ti ringraziamo per questo tour tra i festival letterari del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente vi ricordiamo anche che sul sito turismofvg.it trovate tutte le informazioni su questi festival, ma anche appunto sui luoghi che interessano questi festival, quindi tra il piacere della lettura e quello di scoprire i luoghi più belli della nostra regione. Grazie a te per essere stata con noi, allora buon lavoro e ci risentiremo per tutti questi appuntamenti. Grazie a voi.